20 kg di tritolo divisi in 350 microcariche, 15 giorni di preparazione e l'hotel Rio d'Oro a Montegrotto è venuto giù in meno di 3 secondi con un effetto tricolore a rendere il tutto più spettacolare. Sono i numeri dell'operazione che ha visto la demolizione della struttura alberghiera, chiusa ormai da 15 anni, che però ha rappresentato un pezzo di storia di Montegrotto. Ora al suo posto verrà costruita una casa di riposo, ma con meno cemento perché da 8 piani di altezza si passerà a soli 2. Si attendeva l'abbattimento di questo albergo che generava tante criticità e tanti disagi ai cittadini. Oggi è il giorno X dell'abbattimento, dopo il quale verrà fatta la casa di riposo. Quello che ha reso complicato l'operazione era la vicinanza della cerchia di case, che ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del mondo. Un'esplosione che è stata la dimostrazione di come la tecnologia sia fondamentale e di come sia cresciuta molto negli anni. 40 le famiglie sfollate, ma anche 12 cosiddetti bombaroli, tecnici esperti che hanno posizionato le cariche di dinamite, con 7 sismografi che hanno rilevato le vibrazioni in tutta la zona interessata. Con le tradizionali gru sarebbero serviti 2 mesi e mezzo. Il rumore che ha fatto era che qui avevamo messo un dispositivo per bagnare le macerie in fase di caduta, e quello è abbastanza rumoroso perché lascia scoperti dei metri di miccia detonante, che è quella che fa rumore. Adesso andrà completata la demolizione, recuperati i materiali che si possono riciclare e bonificata l'area dove era stato impiegato molto amianto. Un lavoro che costerà complessivamente 630.000 euro, ma che darà una boccata d'aria all'ambiente. Ora, in 15 mesi, sarà completata invece la prima casa di riposo dell'area termale.